Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Veneto Welfare. Oggi incontriamo Andrea Razzini, che è responsabile del gruppo Veritas di Venezia. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Bene, al dottor Razzini chiederemo alcune questioni legate proprio a come viene sviluppato il sistema di welfare all'interno della sua azienda. In due parole, pensando a che cosa è successo in questi ultimi anni rispetto al welfare, è evidente che il pilastro pubblico per la previdenza e per la sanità non è più sufficiente a garantire una copertura significativa dei lavoratori della nostra regione. Per questo motivo la regione ha voluto avviare un sistema di promozione attraverso Veneto Welfare, di promozione del welfare contrattuale legato alla previdenza, alla sanità, all'assistenza, alla bilateralità e poi a tutto ciò che ha a che fare con il welfare territoriale. È evidente che le esigenze di welfare, la domanda di servizi di welfare è cresciuta in questi ultimi anni e quindi riguarda il lavoratore in tutto l'arco della vita attiva, da giovane fino alla fine. Ricordo a questo proposito come tutto il tema del long term care rappresenta una nuova frontiera importante su cui intervenire. Per cominciare, la prima domanda al dottor Razzini è questa. Voi avete iniziato ad approcciare al welfare da alcuni anni. Ci racconti qual è stato il punto di partenza e qual è la vostra visione e qual è il vostro modello di welfare aziendale? Prego. Sì, effettivamente è un po' di tempo che noi ci occupiamo di questo argomento, prima ancora che si usasse un po' la parola inglese, che poi abbiamo sdoganato anche nella legislazione italiana. E perché la nostra è un'azienda, magari molti la conoscono, molti no, ma che fa servizi pubblici locali essenziali, cioè quelli che non si possono interrompere, sono tre, l'igiene urbana, il servizio idrico integrato e anche quello cimiteriale. Tre cose che appunto rappresentano un po' la convivenza anche civile della nostra società. Tre servizi che non si vedono tra l'altro, perché insomma, a parte il ricordo di noi quando mandiamo le bollette a casa per il rimborso dei costi, in realtà uno l'acqua la apre tutti i giorni oppure scarica quello che deve nel water, insomma, e si dimentica che dietro c'è un servizio piuttosto complesso per garantire l'ambiente e appunto il servizio medesimo. Così come nell'igiene urbana c'è persino un po' di fastidio quando passa il camion perché fa un po' di rumore, scarica o carica quello che deve portare via, insomma, e ci si dimentica volentieri dei rifiuti che non a caso hanno questa parola, cioè nessuno li vuole e quindi si allontanano. Non parliamo poi della fine della vita che tormenta tutti noi quando ci capita e quindi si tende a rimuovere anche l'idea della morte, dicono ormai gli esperti. Quindi noi facciamo questi servizi, però per farli abbiamo bisogno di persone preparate, anche se alcuni sembrano servizi semplici, in realtà non lo sono, e le persone vanno formate, appunto preparate e anche ben gestite, devono essere motivate come sempre. Quindi nel nostro caso una delle leve è stata proprio quella del benessere aziendale che si sfaccetta in tante cose. Quando uno entra nella nostra organizzazione, passa le selezioni, diciamo, tradizionalmente pensa di avere magari così un lavoro sicuro. Poi convivendo poi nella nostra organizzazione scopre di avere un lavoro impegnativo e di essere però tutelato. Ecco, perché la nostra è stata una svolta ormai presa più di 15 anni fa, quando la dimensione aziendale è passata da piccole aziende che lavoravano in distretti comunali ad una sola organizzazione, oggi diciamo metropolitana, insomma di livello provinciale, nella provincia più densa della nostra regione, perché diciamo se guardiamo i rifiuti
non tutti sanno che la provincia di Venezia è in grado di produrre più rifiuti urbani, di questo ci occupiamo, della regione Friuli Venezia Giulia, con le complicazioni di una stagionalità che oggi non sopportiamo per via della pandemia, dovuta alla frequentazione delle città d'arte, Venezia è la capitale, e anche dei litorali, perché non dimentichiamo che i litorali adriatici sono praticamente la spiaggia più frequentata d'Europa e ci sono circa 35 milioni di presenze negli anni, diremo, normali, ecco, non tanto in questi. Quindi per noi occuparci dei nostri dipendenti è di per sé un lavoro. Ultima cosa che così c'entra nella domanda è che il loro benessere l'abbiamo lentamente progettato e condiviso, passando anche all'utilizzo delle cosiddette piattaforme welfare, cioè abbiamo approfittato sin dal 2019, appena il legislatore ce l'ha messa a disposizione, dell'ipotesi che il premio variabile, una parte del premio variabile, possa essere convertita in servizi direttamente a cura del lavoratore. Questo, sapete, è molto incentivato dal fisco e quindi il lavoratore, rispetto ai cosiddetti famosi, si usava sempre questo esempio, ecco, i famosi 100 euro che riceveva dall'azienda poi magari diventavano 60, 50, 70, dipende dal livello di tassazione, quando uno li doveva mettere nella tasca, mentre con il welfare i famosi 100 euro sono 100 euro, solo spesi in servizi con dei criteri chiamiamoli positivi per il lavoratore e anche per l'azienda, che ha una piccola incentivazione e che nel nostro caso, che non navighiamo nell'oro, utilizziamo poi per ampliare i servizi, che sono parecchi. Interessante, Andrea. Raccontaci quali sono alcuni esempi di interventi fatti proprio sul welfare che hanno dato soddisfazione e sono stati apprezzati dai vostri dipendenti. Allora, restando in questa parte, chiamiamola così, della dislocazione dei fondi legati al premio variabile, da lì i primi nostri, le famiglie soprattutto, hanno utilizzato la piattaforma welfare messa a disposizione dall'azienda per comprare servizi diciamo, e comprarne di più, quindi utilizzare i servizi, quelli parascolastici, quelli della sanità, per esempio, medici specialistici, o anche diciamo talvolta anche di consumo, perché come immaginate i trattamenti economici non sono tutti uguali e gli operai appena inseriti, che magari hanno messo in piedi una famiglia, sono anche contenti di poter sfruttare meglio questi sistemi. Poi noi abbiamo cercato di privilegiare anche delle scelte più durature. Infatti le persone più in età sanno che se convertono una parte del loro premio nella pensione integrativa, nei fondi integrativi, noi applichiamo 2 contratti nazionali, quello Federgasacqua per il settore appunto idrico e il Federambiente per il settore ambientale, quindi se ognuno sceglie di convertire una parte di premio lì, l'azienda li supporta aggiungendo qualcosa che prende appunto dal risparmio che avevamo citato prima. Poi ce ne sono ancora, noi diciamo appunto abbiamo cercato di dare orari personalizzati il più possibile, laddove naturalmente il servizio lo consente. Abbiamo creato una banca del tempo, abbiamo creato un gruppo di lavoro paritetico, appunto anche un po' più, se vogliamo, brillante, se dovremmo dire così, del solito, che è andato a identificare parecchie iniziative, anche quelle che poi oggi sono diventate di moda come smart working. Noi le avevamo già un po' identificate, avevamo persino un accordo in effetti che ci è venuto utile durante la fase qua dell'emergenza sanitaria, e quindi queste giornate, chiamiamole diverse per le famiglie, sono state per i capifamiglia, per le paternità o maternità, insomma, o l'assistenza agli anziani, poi si possono conciliare appunto con politiche di smart working a tutti i livelli. Poi abbiamo anche, diciamo, abbiamo pensato in alcuni casi di allungare
viste l'esistenza di malattie gravi talvolta, insomma anche periodi di comporto, sempre giocando appunto sulla gestione dei bisogni, insomma, della nostra popolazione. Tenete conto che abbiamo 3.000 dipendenti, quindi diciamo sono tanti e le esigenze si diversificano anche a seconda delle età. Una cosa a cui tengo molto di sottolineare è quella, dicevo prima, di occuparci un po' del percorso professionale delle persone e del loro inserimento, anche promuovendo una professionalizzazione, quindi non solo così lasciando fare i corsi di aggiornamento a chi già è istruito, che naturalmente sono cose importanti, però anche facendo evolvere la professionalità di chi entra con minori conoscenze, quindi prendere patenti, istruirsi. Abbiamo persino un premio istruzione per promuovere chi ha voglia di prendersi un diploma magari serale, e devo dire che una volta era più frequente, ma anche adesso c'è un po' un ritorno a questa pratica, e siccome sappiamo che è un sacrificio, insomma, diamo proprio, l'azienda si tassa per dare un premio significativo a chi ce la fa, insomma. E queste cose tutte insieme poi alla fine danno l'idea ai nostri dipendenti di essere, diciamo, avvantaggiati un po' se vogliono e come devono anche talvolta evolvere. Poi abbiamo molte altre iniziative sulla sicurezza, naturalmente, o sul benessere, che sono addirittura sconfinate nel cercare di promuovere con successo, anche a sorpreso anche noi, l'utilizzo, per esempio, talvolta del nutrizionista che mettiamo a disposizione, o tal'altra di giornate dedicate di qualche ora dedicata alla ginnastica e ad insegnare a fare la ginnastica soprattutto a quelle persone che hanno una vita più impegnativa proprio nei lavori operativi, e che quindi usano il corpo, e che bisogna, diciamo così, addestrarci in questo caso a mantenere efficiente il più a lungo possibile e non entrare in antipatiche dinamiche appunto da welfare, ma in questo caso patologico, che cerchiamo di evitare. Insomma. Quindi c'è una complessiva gestione del rapporto, e anche molto dinamica, ecco, del rapporto con i nostri lavoratori, che a giudicare dal fatto che abbiamo uno scarso tasso di abbandono, evidentemente sono anche contenti. Non è solo un lavoro sicuro come magari si pensava tanti anni fa, anche perché nessun lavoro è sicuro nel mondo moderno, ecco, ma magari è un lavoro in sicurezza e comunque con una gestione del benessere che è corretta, insomma, no? Soprattutto per chi fa servizi, perché insomma, avere gente scontenta che fa servizi generalmente genera scontento anche nell'utenza. Certo. Un'ultima domanda. Sì. Tenendo conto che tu rappresenti una grande municipalizzata che quindi ha dimensione provinciale e ci sono anche nelle altre province del Veneto situazioni analoghe alla tua. Oggi dal punto di vista sia dell'accesso al welfare che dal punto di vista dell'accesso alle politiche che aiutano sia la crescita professionale e l'aggiornamento dei nostri collaboratori, penso per esempio a tutto il problema del digitale. Quali sono le esigenze, le richieste, le aspettative che puoi rappresentare a una regione come la Regione Veneto, che è sempre stata attenta sia nell'ambito delle politiche attive che soprattutto nella formazione e formazione continua? Sì, a parte alcune, così, mi verrebbe una battuta, perché siamo appunto in un'intervista, ma insomma a volte sicuramente, anzi, il cosiddetto digital divide, la competenza insomma dell'uso delle nuove tecnologie comincia un po' a pesare, no? Man mano che l'età va in avanti, e quindi bisogna occuparsene. A volte però non è questo il motivo, è che le cose non funzionano, ma questo volevo dirlo a mo' di battuta, perché a volte i siti che si consultano, io sono un grande critico anche del nostro, perché lo continuo a tormentare per farlo funzionare
diciamo, sempre meglio a favore dell'utenza, che sta in effetti però crescendo moltissimo. Pensate che nell'arco di 2 anni siamo passati da 20.000, noi che abbiamo appunto utenti, come dire, diffusi in tutto il nostro territorio, siamo passati da 20.000 iscritti all'utilizzo dello sportello online a più di 110.000. Quindi certo un salto l'ha voluto fare anche questa situazione che stiamo vivendo, speriamo di viverne la fine anche della pandemia, però è anche vero che c'era una crescita costante, quindi ormai se uno dà dei servizi funzionanti, la domanda, come dire, esiste, no? E la divisione delle conoscenze va un po' colmata. Ed è vero questo. I giovani sono un grande veicolo perché portano con sé già delle conoscenze. Per far entrare i giovani nelle organizzazioni, sì, noi per esempio vorremmo fare un po' di più di quello che è stato fatto, anche se siamo soggetti alle selezioni, però l'utilizzo di fondi europei o del Fondo Nuove Competenze, ad esempio, che al momento ci è precluso, perché c'è una sorta, non c'è una legge in realtà, infatti vorremmo anche dar battaglia su questo, non c'è una norma che lo vieta, insomma, o anche del Fondo Garanzia Giovani, ci darebbe una mano per formare le persone in età scolare addirittura, che è una delle cose a cui personalmente terrei di più, cioè cominciare a introdurre, come si fa già con i tirocini qualche volta, no? Nell'età scolare o post scolare, tutte quelle informazioni o corsi, finanche le patenti, che possono diventare un patrimonio dell'individuo che si applica e poi anche per lui e per noi in questo caso un'occasione di lavoro e di accelerazione naturalmente della resa della persona, perché si viene a lavorare, si è pagati e giustamente si dà il proprio contributo alla vita sociale mediante il proprio lavoro. Prima lo si riesce a dare e più efficienti si è. Quindi se noi possiamo formare il più possibile le persone in età scolare o post scolare, avremo un miglioramento della produttività. A questo servirebbero i fondi che citavo e sarebbe, credo, una grande leva per tutti noi che facciamo il servizio idrico integrato e quello ambientale, che sono dicevo prima, 2 servizi essenziali dove più siamo produttivi e meno costiamo alla collettività, perché sono costi. Quindi essere efficienti, come dire, per noi è rilevantissimo e queste sono forme di efficienza, tra l'altro, insomma, importante perché danno opportunità di lavoro. Quindi ci crediamo molto, spero che la Regione possa rivedere, insomma, l'uso di questi fondi o stanziarne in qualche modo, reperirne adatti per quelle professionalità che abbiamo, che ormai hanno tutti i miei colleghi, oltre a noi, insomma, essendo un comparto necessario, appunto, dicevamo prima, per la vita civile. Si può anche dedicargli un filone, insomma. Tutti hanno un servizio di igiene urbana o un acquedotto a disposizione ormai, per fortuna, e chi non ce l'ha lo vuole. Quindi, diciamo, è importante, è una cosa importante. Bene, raccogliamo questa provocazione per verificare proprio la possibilità di correggere o di implementare e migliorare le politiche. Ringrazio ancora Andrea Razzini, direttore generale di Veritas SpA, di essere stato con noi e ricordo a tutti gli utenti del sito venetowelfare.com che troveranno sempre sul sito gli aggiornamenti con le ultime interviste prodotte. Arrivederci e grazie a tutti. Grazie mille a tutti voi e buon lavoro.